a trovare un equilibrio di domenica in domenica, perché hanno un roster profondo molto valido, ma con una partita a settimana. Cristau molto positivo nell'avvio in particolare di Champions League, tanto da vedere inserito nel miglior quintetto del mese di ottobre in Basketball Champions League. Si comincia con Baldini, Grigioni e Bartolomeo, che saranno i tre arbitri chiamati a dirigere questo confronto. Palla per aria, primo tocco di Radojevic e primo possesso offensivo per la Bertram. Di Brescia sul primo possesso offensivo, prova a replicare Mike Dom con il tiro a tre punti che trova soltanto il ferro, poi il tepao di Radojevic ridà il pallone nelle mani di Cristo, transizione di Brescia, corsa alla grande della Valle, batte il pallone per terra, schiaccia Nicola Chele. Time out, vediamo se questo time out darà la scossa necessaria a Tortona come questo sulla rimessa. E allora 9-0 Germania, possesso gestito da Medeo della Valle, riceve Criston, pick and roll con Miro Bilan che si avvicina al ferro. Criston vuole fare tutto da solo e ha ragione lui, perché oltre al canestro Massenburg torna da Criston sulla punta dell'arco, taglio di Cobbins, lo prende Strautins, si torna da Massenburg contro Baldasso, lo sfida dalla punta, 1 contro 1, palleggio, arresto e tiro. Ecco qui CJ Massenburg. Il fallo di Somach Criston, il primo personale, cambio per coach Magro che rimanda sul parquet. End off di Thomas per Obaswan, poi Thomas porta il blocco, Obaswan cerca di avvantaggiarsene, fischio arbitrale, canestro valido, c'è anche il fallo di David Buono. Obaswan con un'ottima entrata. È come una festa natalizia. Attenzione qui perché la palla viene persa da Tortona. Cobbins, inchioda di mano sinistra, staccando peraltro molto presto. Cobbins blocca per Della Valle che accelera, serve il taglio di Cobbins che questa volta inchioda sul ferro e sbaglia la schiacciata. Riparte Tau che va fino in fondo, lui invece segna del meno 15 in Tortona. Bilan vuole portare il blocco, Della Valle ancora tiene vivo il palleggio, Bilan riblocca una seconda volta, Della Valle cerca di attaccare, Candili contesta il tiro, bravissimo Della Valle a usare il tabellone per portare sul più 13 Brescia. Palleggia Criston, rimane Dau sul blocco molto solido di Bilan, taglio backdoor di Achele, layup vincente, time out obbligatorio per Ramondino perché dopo l'intervallo la situazione è ulteriormente peggiorata. Nello stesso posto, tiro di Wims senza nessuno spazio, airball. Radojevic scambia con Ovaso, ha perso Wims dalla difesa di Brescia, questa volta un regalo della Germania da parte di Bilan. Della Valle non tira perché c'è un buon close out da parte di Obaswan, chiama il blocco di Bilan, la mette per terra, tira per la difficile, step back di Della Valle, che canestro! Adesso deve anche un po' gestire la situazione con le rotazioni e con il fatto che la partita è in controllo della Germania. Se adesso Baldazzo sul fondo, si ferma per farsi tamponare da Massenburg, poi chiude il palleggio, cerca di servire sull'altro lato Thomas, alla fine di emergenza Baldazzo trova lo scarico giusto, torna in punta da Massenburg, Bilan taglia, Massenburg attacca all'area pitturata, mano sinistra, layup vincente e c'è anche il fallo subito per evitare l'arrivo per Massenburg. È un momento in cui davvero a Brescia viene tutto bene, mentre Tortona è lì impantanata da inizio terzo quarto. Iniziare all'extra possesso, Zerini palleggia ma cercare Dom nell'accoppiamento con Barnella, a cui viene lasciato Dom da Massenburg, ancora Dom, spalle a canestro, ancora di forza, questa volta la meglio lui, meno lì. Adesso Buono da questa parte del campo riceve contro basso, blocco di Gabriel, Cobbins per Massenburg, attacca sul cambio difensivo Tyson Thomas, poi offre la tripla Gabriel che la segna, Kenny Gabriel, rimbalzo di Cobbins fino all'ultimo. Baldasso ha cercato uno scarico che non si è concretizzato, Brescia accelera ancora, prende posizione Burnell che spara e segna da 3 punti. Per me siamo davvero al KO tecnico, time out Ramondino, ma direi che la partita è andata. Ha segnato di Radojevic per Baldasso, Strautins trova Radojevic contro Cobbins, lo attacca verso il fondo ed ecco Cobbins, il corto rimbalzo di Cobbins che adesso si permette anche di lanciare Gabriel, inchioda Kenny Gabriel sul passaggio a tutto campo di Michael Cobbins. Burnell per Cobbins, buon close out di Zerini, rimangono 3 secondi, Massenburg deve forzare il tiro e la mette CJ Massenburg. È la giornata di Brescia e questa azione lo conferma, che riparte Brescia in consegna da Tanfoglio, c'è l'aiuto da parte di Burnell, servito Strautins, lob dentro a cercare Mike Dom che prende posizione, segna sopra, Della Valle palleggia contro Strautins, riceve nell'angolo Cuono, Baldasso richiude la via della penetrazione, Cobbins, Della Valle, Cobbins in rovesciata al volo, da spettacolo adesso Brescia su 6 gare stagionali per la squadra di coach Alessandro Magro, mentre il Tortona scende al 50%, 3 vittorie e 3 sconfitte, un messaggio chiaro mandato al campionato da Brescia. Questa è una squadra che non fa le coppe, è una squadra lunga, profonda, con tante alternative.